Corriere Imprese Nord-Est, lunedì 11 aprile 2022. Visione, capitali e talenti. Il caso straordinario di We Road. Una veronese, Erika De Santi, un padovano, Paolo De Nadai, e un rudigino, Fabio Bin. Sono questi elementi di We Road, azienda specializzata in viaggi e avventura per il target millennial, fondata nel 2017, che nel giro di 2 anni ha sfiorato i 10 milioni di fatturato, era il 2019, e che, nonostante lo shock della pandemia, già nel 2021 è tornata a crescere. Da startup a scale-up. Un ritmo di crescita da capogiro in un business tradizionale, come quello dei viaggi alla scoperta del mondo, è fuori dal comune. Com'è possibile? Conta senza dubbio l'organizzazione. In We Road, con la figura dei travel designer, che è un ruolo di interfaccia tra la vision aziendale e il segmento target, quello dei millennial, che progetta servizi customizzati ad alto contenuto di esperienza per i piccoli gruppi. E conta anche la strategia. We Road è stata concepita come una scale-up e non come una startup, ovvero come un'impresa che dal giorno del suo primo vagito ha definito chiaramente il suo servizio e lo ha cullato con un modello di business scalabile e ripetibile. Questo è un gran bel esempio che molte altre imprese possono imitare. Equity crowdfunding. Un modello come We Road non può passare inosservato. E infatti, alcune community che seguono le innovazioni imprenditoriali l'hanno segnalata come una delle 5 hottest scale-up italiane. A novembre 2021 l'azienda ha chiuso un round di finanziamento di oltre 13 milioni per finanziare la crescita internazionale, di cui circa 4 sono stati raccolti tramite un club deal attraverso una piattaforma di equity crowdfunding. Queste nuove forme di raccolta diretta di capitali aprono scenari interessanti e sono accessibili anche per le nuove iniziative imprenditoriali che, a differenza di We Road, hanno legami forti in ambiti locali o con community specifiche. Stock option. Lo scorso 4 aprile We Road ha annunciato di aver distribuito il 10% del capitale sotto forma di stock option tra il team che ha contribuito, fin dalla fondazione, al successo aziendale. Queste forme di coinvolgimento nel capitale di rischio faticano ancora a decollare nel nostro paese. Quando ho letto la notizia, ho scritto a Paolo De Nadai, che è uno dei pupilli tra i miei laureati, per complimentarmi con lui. La risposta? Eccola. Paolo mi ha scritto: beh, in realtà non è nulla di così straordinario. È un normalissimo piano di stock option che ora è lo standard in tutte le aziende digitali e in quelle con approccio da scale up. Gli unicorni nascono anche in questo modo. Vero è che We Road è stata fondata da talenti veneti, ma è basata a Milano e ha aperto hub in Spagna e Regno Unito. Ma questa, lasciatemelo dire, è tutta un'altra storia.